Buongiorno cari amici di MTB Channel, oggi siamo a Brenna in provincia di Como per la piccola Gran Fondo di Brenna appunto. Siamo qui in compagnia di Antonio Consonni, presidente della società 2x2 Team 2x2 Brenna e anche organizzatore di questo evento. Ricordiamo anche 12ª tappa del circuito Master Cicli Pozzi. Allora Antonio, com'è il percorso e come andiamo? No, il percorso è tutto a posto, tutto bello pulito, segnalato, il terreno di gara è ottimo perché siamo stati fortunati, il tempo ci ha graziati diciamo ultimamente, va bene, è a posto, è veramente perfetto. Ecco, quanto tempo avete lavorato per questo evento? Non lo dico per non essere, va bene così. Allora io ti faccio una domanda improvvisa, va bene? C'era l'idea di fare anche un'altra gara qui a Brenna, sempre a cura del vostro team, il 14 luglio se non sbaglio, quindi una cross country. Non è stata fatta, l'anno prossimo si farà oppure? Dobbiamo chiedere agli altri, a quelli che ci aiutano, perché a Brenna ci sono, cioè purtroppo, ma bene o male, abbiamo sempre un sacco di eventi. Tutte le domeniche c'è qualcosa e incastrare un'altra data mi è difficile, però ci stiamo lavorando, vediamo se riusciamo a buttarla dentro anche questa. Ecco, eventualmente quindi verrà inserita, se si dovesse fare, verrà inserita in questo calendario che abbraccia le province di Lecco, Como e Sondrio, che è il Master Cicli Pozzi? Beh, se la facciamo sicuramente, farà parte del circuito master, cioè di Cicli Pozzi, insomma, è così, no? Garantito, quello sì. Perfetto Antonio, allora ci godiamo le immagini di questa gara e poi ci rivediamo dopo. Buon divertimento a tutti. Ciao, grazie.
Ce l'ho dietro? No. No. Salgo? Vai, vai, su. Ce l'ho dietro? No. No. Salgo? Vai, vai, su. Ciao. Occhio a destra. Punto a sinistra, Dai Lara, dai! Vai Lara! bravo secondo, cazzo, volevo arrivare prima. Dai ragazzi. Dai. Andiamo! Noi lo dovevamo fare.
Allora, grandi nomi oggi qui a Brenna anche per quanto riguarda gli ex atleti della bici da strada. Siamo qui con Ottavio Dotti, quindi ex atleta appunto, hai vinto un po' di roba, raccontaci. Sì, io sono un ex atleta perché purtroppo 2 o 3 mesi fa ho dovuto abbandonare, tra virgolette, il ciclismo per colpa di un ginocchio e niente, ora ho cambiato strada ma sono sempre rimasto nello sport, nell'attività fisica e lavoro nella palestra Zero Nero di Anzano del Parco. Ecco, quindi la palestra è aperta tutti i giorni della settimana, si può fare una prova? Sì, la palestra è aperta tutti i giorni della settimana, si può venire a fare una prova gratuita appunto per visionare la palestra, la sala pesi, tutti i vari corsi disponibili e l'area benessere. Allora, siamo arrivati in fondo a questa piccola gran fondo di Brenna 2019, abbiamo qui il vincitore assoluto, si tratta di Matteo Valsecchi della Space Bike Team. Allora Matteo, com'è andata? Ma sono venuto perché il percorso penso che sia uno dei più belli in zona nostra, è un parco giochi e la gara merita. Dopo sinceramente da giugno che non correvo, quindi non sapevo neanche cosa avrei potuto fare. Non pedalavo male, però non correndo da giugno diciamo c'era un po' l'incognita. Primo giro siamo rimasti in 4 e abbiamo più o meno controllato e dalla metà del secondo giro abbiamo provato a portare a casa la vittoria. Bene Matteo, non pedalavi male, insomma, hai vinto, quindi pedalavi bene sì. Sì, più che altro sono la sensazione. Poi ho visto che alla fine del primo giro stavo ancora bene, quindi ho pensato che si poteva fare qualcosa di bello. Allora, Luca Paniz, Team Space Bike, secondo oggi al traguardo alla piccola Gran Fondo di Brenna 2019, un volto noto del mondo della mountain bike amatoriale. Quanti anni sono che corri? Ormai sono 27 anni, sono un po' vecchietto, però mi diverto ancora. Sembra aver appena iniziato e la grinta mi fa andare avanti nonostante abbia ancora qualche problema fisico, però dai, mi diverto ancora. Ecco, piccola Gran Fondo di Brenna, come hai trovato il percorso, come è stata organizzata? È un voto. Allora, organizzata benissimo, diciamo che per i posti che siamo non abbiamo le montagne, non abbiamo le salite lunghe, ma sul territorio che abbiamo è stato creato un percorso più che si poteva bello, tecnico e anche duro alla fine perché 2 giri vengono duri e diciamo che creare una gran fondo qua non era facile e faccio i miei complimenti che ci sono riusciti, ecco. Bene, quindi complimenti ad Antonio Consonni che ha organizzato questa bellissima gara, complimenti a Matteo Valsecchi, sempre del tuo team, che è arrivato primo oggi, ma complimenti anche a Luca Paniz, seconda posizione per te. Sì dai, è stata... Diciamo che al primo giro ci siamo aiutati, eravamo in 4-5, dopo siamo rimasti in 3 al secondo giro e alla fine siamo trovati in 3, 2 eravamo della stessa squadra, alla fine abbiamo fatto un po' un forza in un'accelerazione, siamo andati via e siamo riusciti a portare a casa il primo e secondo posto, ecco. Allora, la piccola Gran Fondo di Brenna 2019 è amica dell'Avis, quale cosa più bella di questa? Dicevo stamattina, caro Giuseppe, presidente della Avis di Brenna, ecco, dicevo stamattina che sono 30 anni che dono, perché essendo sarda poi c'è una malattia in Sardegna purtroppo che si chiama l'anemia mediterranea, per cui siamo molto abituati alle donazioni. Volevo sapere, anche qui si dona altrettanto? Sì, no, anche qua si dona parecchio, diciamo che poi dipende poi dal gruppo sanguigno. Di solito lo 0 positivo, 0 negativo, A positivo non vengono chiamati ogni 4 mesi, 7 mesi per le donne. Per quanto riguarda invece gli altri gruppi ci sono un po' più problematiche, spesso si passa alla plasmaferesi oppure si dirotta su sezioni del milanese, ecco, esce l'Avis Milano che preleva comunque alcuni gruppi. Ecco, io faccio parte dell'Avis di Milano, infatti, però mi sono stancata un po' di andare avanti e indietro per Milano perché ci vuole una giornata intera alla fine, per cui magari chiederò informazioni maggiori a voi e mi trasferisco come sede. Ma ci sono quelle signore, quelle che ti fanno le carezzine sulle guance? Sì, che ci sono. Comunque, a parte il discorso dell'Avis Milano, l'Avis Milano esce una volta al mese al centro trasfusionale di Cantù. Allora, siamo qui con Paolo Frigerio, presidente del Centro Cantù, che organizza.
Allora, noi organizziamo un piccolo evento, l'arrivo a Como del Giro di Lombardia. Quest'anno per il terzo anno consecutivo, partenza da Bergamo, arrivo a Como. 12 ottobre, sabato 12 ottobre, 113esima edizione del Giro di Lombardia, per cui importantissima, una gara che ha una tradizione. A Como ha sempre vinto un campione, Como ha sempre laureato i grandi campioni, ultimo Nibali e Thibaut Pinot, per cui non ha mai tradito le aspettative. Rammento che il giorno dopo, il giorno 13, a Cantù la Gran Fondo, sempre in Lombardia, proprio sulle strade della Lombardia. Si prevedono circa un 2000 iscritti che percorreranno, amatori gli amanti della bici, che percorreranno le stesse strade della Lombardia, vivranno le stesse emozioni dei professionisti del giorno prima. Bene, grazie Paolo Frigerio e grazie di averci fatto compagnia in questa gara delle ruote grasse cosiddette, che sono sempre bici ma sono un po' diverse. Sicuramente, poi per l'amico Antonio non potevo mancare, perché è proprio una delle manifestazioni a cui tengo particolarmente, e la grande partecipazione conferma che è ormai un punto fisso nel panorama di queste manifestazioni. Brenna, capitale, caput mundi, direi. Grazie. Bene, grazie Paolo Frigerio. Grazie. Allora, Paolo Vismara, sindaco di Brenna, siamo qui anche quest'anno, ormai sei conosciuto, sei un volto noto di MTV Channel, perché tutti gli anni ti intervistiamo, sempre sindaco, sempre amico della piccola Gran Fondo di Brenna, anche nel 2019 sei qui. Come va? Bene, va bene. Sono stato riconfermato come sindaco, quindi mi dovrete vedere ancora per qualche anno, ma comunque con estremo piacere. Insomma, ospitiamo questa manifestazione da tanti anni e io sono anche onorato di avere questo tipo di competizioni, che mi dicono tra l'altro sono anche molto, come dire, competitive proprio dal punto di vista del percorso e quindi dei partecipanti. Una bella iniziativa, una bella manifestazione che siamo orgogliosi di ospitare tutti gli anni a Brenna. Bene, quindi grazie a Brenna, grazie al sindaco Paolo Vismara, a voi. Allora, sempre Brenna, ho sentito uno sbuffo, sempre Brenna, sempre, quindi piccola Gran Fondo di Brenna, siamo con le quote rose, quindi Lara Caspani prima assoluta tra le donne, oggi qui in questa gara. Come stai? Com'è andata? Allora, la gara è andata bene, oggi ho usato la front anche se era da full, infatti l'anno scorso ho usato la full e ho avuto meno difficoltà in discesa. Comunque gara bellissima, organizzata benissimo e il tracciato era veramente splendido. Io abito qua vicino, quindi l'ho provata mercoledì e veramente bello, mi sono divertita tanto. Quindi Lara Caspani, team Isolmant, saranno contenti i tuoi compagni di squadra, quindi ti porti a casa questo primo gradino del podio? Sì, devo dire che le corse vicino a casa mi portano bene, perché anche le due che ho fatto all'Urago le ho vinte, quindi... Ecco, allora ti devo dare un annuncio. C'è una terza gara all'Urago d'Erba il 6 di ottobre, sempre del circuito Master Cicli Pozzi, e poi chiuderemo con Ogiono, quindi sarai presente anche alle altre gare del Master Cicli Pozzi? Vedremo col proseguo della stagione. A sorpresa, a voi. Allora, la piccola Gran Fondo di Brenna è anche escursionismo, poiché abbiamo visto dopo il primo giro degli atleti in gara, abbiamo visto la partenza anche appunto degli escursionisti. So che siete due esordienti, ma fate parte della federazione FC, quindi oggi era una gara AXI, vi siete cimentati comunque, non in classifica però con l'escursionismo. Avete visto il percorso, 13 e 14 anni questi giovanissimi atleti, partiamo da te che sei il più grande, come hai trovato il percorso? Molto divertente e anche abbastanza duro, però molto scorrevole anche, quindi era un percorso uno dei più divertenti che ho fatto, anche se è abbastanza lungo. Ecco, grazie. Scusami, il tuo nome? Luca Carruba. Luca Carruba, parente di Davide Carruba? Sì. Ecco, parente di un altro che si cimenta sempre nel circuito Master Cicli Pozzi, quindi poi dopo vedremo anche le classifiche per quanto riguarda la gara principale. Ecco, quindi Giacomo Villa, com'è stata questa escursione? Ti è piaciuta? Sì, è un percorso molto bello, ma anche lungo. È lungo perché insomma ancora siete giovani, siete esordienti, quindi 50 km sono tanti, però magari serve da allenamento per il futuro, giusto? Sì. Mettiamo
mettiamo da parte qualche chilometro magari per una futura carriera da marathon per quanto riguarda la mountain bike. Sai che ci vuole fondo, vuol dire che bisogna fare tanti chilometri, quindi magari la Gran Fondo di Brenna può essere di buon augurio per una carriera futura. Preferisci le cross country o le marathon? Anche a guardarle, perché le marathon ancora non le farai. Cross country. Allora, Antonio Consonni, è andato tutto bene, è stata una bellissima gara come al solito, abbiamo sentito degli atleti anche forti che sono arrivati al traguardo, hanno fatto i complimenti non solo per il percorso ma anche per l'organizzazione. Tu cosa ne pensi? Beh, diciamo, ce l'abbiamo messa tutta davvero, perché vabbè, il percorso è lungo, però grazie a chi ci ha aiutato a pulirlo, segnalarlo e tutto quello che ci hanno aiutato anche oggi sul percorso, però giustamente abbiamo avuto il riscontro positivo, diciamo, ecco. Grazie. Grazie a te Antonio, quindi Antonio Consonni, team 2x2 Brenna, piccola Gran Fondo di Brenna 2019, Roberta Carta per MTB Channel, alla prossima. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura.
ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.